Buongiorno Italia. Allora, come puoi vedere, il tempo forse si sta schiarendo. È un po' un casino perché ieri sera ha piovuto, ieri notte ha piovuto, no? Ciao, questa città Skopje, come hai potuto già intravedere, è una cosa mostruosa, enorme, bellissima, interessantissima. Quindi sarebbe un sacrilegio non visitarla, non fare i video, no? Io pensavo fra me e me, che cazzo faccio? Stiamo qua oggi, dopodomani faccio le riprese. Sentendo un po' qua in giro dicono no, guarda, la primavera qui così è normale, adesso il tempo 2 ore si schiarisce. È passato, diciamo, a trovarmi anche un senza tetto che aveva fame, gli ho dato da mangiare e vedi, questa è una cosa bellissima. A me piace tantissimo dare da mangiare a chi ha veramente fame, perché è una cosa puramente simbolica. Diverso è dare da mangiare a chi non ha fame e diverso è dare dei soldi a chi ha fame. Forse può sembrarti un discorso un po' contorto, ti assicuro che non lo è. Sì, qui, così come anche a Belgrado, ci sono tanti senza tetto e tantissimi cani abbandonati, ho dato da mangiare anche a loro. È normale, nel senso che è una sorta di risultato matematico alla formula delle grandi città. Più grande e concentrata è una città, più si crea l'effetto savana, leone, gazzella, cibo ristretto. Che vuoi farti? Il buon Toro ti aveva già dato la soluzione: me ne vado per i cavoli miei, mi isolo, mi pianto l'orticello e vivo tranquillamente. Così ha fatto, così è successo. Certo, magari nasciamo in un luogo, siamo abituati a questo contesto, a questo modo di vivere, cerchiamo sempre e comunque di adattarci, perché lo sentiamo comunque come casa, no? In molti casi, come puoi vedere, non è possibile. Arrivi allora a arrangiarti in qualsiasi modo, aggrappandoti alla coda della vita con le unghie, oppure te ne scappi per necessità o per piacere, un po' come aveva fatto Singano quella volta in Scozia. Cambi e lì ti guardi un po' attorno, scopri tante nuove soluzioni, tanti nuovi modi di vivere che mai ti saresti immaginato. Il tutto poi sta a te, non tanto la capacità di, diciamo, espatriare, di cambiare, ma anche la capacità e la sicurezza in se stessi nel vedersi cambiare, nel cambiare. Sento spesso tanti giovani che mi dicono non trovo lavoro, non trovo qua, non trovo là, cioè, lì si perde un po' la convinzione, la sicurezza che si ha di se stessi, perché quando tu ti autoconvinci di essere, passami il termine, un essere superiore che può far tutto, allora lì davanti a ogni nuovo lavoro, ogni nuova sfida dici ah beh sì, è una cazzata, se non lo so fare lo imparo, cioè so fare cose ben più importanti, ben più difficili, ben più complesse. A volte pecchiamo anche troppo di modestia. Tanti ragazzi magari vorrebbero fare i fotografi o vorrebbero fare chissà quante altre cose, ma io non sono come, io non so. E fallo, cioè di io sono il fotografo, mostri quello che fai, se piace piace, cioè c'entra poco quello che c'è sotto. Il succo è, in tutti i lavori, in tutte le cose, no, in questo contesto, il se piace piace. Io ho trovato tanti lavori anche di grossa responsabilità, in grosse aziende, eppure non avevo praticamente nessun titolo di studio, voglio dire, perché l'importante, ovviamente non per tutte le persone, ma per ancora una buona parte, fortunatamente, che hanno un po' di sale in zucca, è ciò che tu sai fare, è il risultato, quello che ti dicevo prima, il se piace piace. E quindi non dobbiamo spaventarci di niente, possiamo far tutto e abbiamo tutto, quasi tutto, e abbiamo mille più soluzioni, mille più scappatelle, cioè non dobbiamo sempre inseguire la strada maestra, no? La strada che i cani pastore fanno fare alle pecore, no. Siamo liberi, siamo scimmiette, non siamo pecore, e possiamo arrampicarci sui rami che vogliamo. Buongiorno Italia, tempismo perfetto, sta iniziando adesso a venire fuori il sole, solo che c'è tanto vento, quindi io direi, per sicurezza, perché dopo non vada a sfanculizzarsi tutto l'audio, io adesso ti metto la musichetta, quindi se ti ciucci la musichetta.
When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Captures our soul. We live for the music.
regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Ok, credo che ti sei ciucciato musichetta a sufficienza, però il tour continua, siamo sempre in centro a Skopje, probabilmente Singano, quando sarà in Italia, che avrà la sua connessione internet, che monterà questo video, ti racconterà le informazioni delle cose che stiamo visitando con la voce di sottofondo, mentre i video con la musichetta girano, altrimenti sì, bello finché vuoi, ma magari certi tu si annoiano. I've tried to warn you with logic in part, basic science